Dopo il blocco di Porto Marghera, anche Padova si mobilita nel giorno dello sciopero generale indetto dai sindacati di base. Più di 10.000 persone si sono ritrovate in piazza Garibaldi ieri sera per dar vita a un corteo che, passando per via Tommaseo, è arrivato a piazzale Stanga, concludendosi poi al Portello. Sciopero! Sciopero! Molti gli interventi durante il corteo, come quello di Ruwaida, cittadina di Gaza, che ha accompagnato qui a Padova un bimbo rimasto orfano e ricoverato in città. Rais America, stop killed the children. Dopo la manifestazione di lunedì mattina in Prato della Valle, che ha visto radunarsi più di 300 tra mamme, bambini e studenti, un altro momento di mobilitazione per la pace ha invaso le vie di Padova, coinvolgendo associazioni e tante famiglie. Siamo qui per manifestare contro un genocidio e basta, direi che non serve a dire altro, e contro l'invio delle armi a Israele e in generale l'economia del genocidio. Forse dovevamo farlo prima. Cosa dice? Protestare contro questa politica, diciamo, che appoggia la guerra e soprattutto perché ci sia la pace, insomma, un po' banale, però è così. Dopo il blocco di Porto Marghera, i manifestanti hanno voluto bloccare anche il piazzale della Stanga, luogo simbolico e nodo logistico di Padova, un blocco pacifico culminato con i fuochi d'artificio.